modello matematico è stato definito fin dall'inizio, nel senso che all'inizio, quando è nata l'epidemia, non si conosceva nulla e quindi in base ai primi dati oggettivi e misurabili, e per esempio quello dei positivi non è tanto oggettivo e misurabile per i motivi che ha detto prima il Presidente, no? Tanti tamponi fai e tanti positivi trovi, no? Più o meno è l'8 e qualcosa, 8 fra l'8 e il 9% i positivi, avete chiesto prima. Sono 9.000 e qualcosa, no, sono 22.000 e qualcosa i tamponi positivi rispetto ai 247.000. Però quello non è un dato oggettivo, quindi che sono oggettivi sono il numero dei decessi, il numero dei ricoveri in terapia intensiva e il numero di ricoveri in generale. Su questi dati all'inizio abbiamo iniziato a fare delle proiezioni e le proiezioni davano dei risultati che ci hanno portato a definire il piano straordinario della sanità con i famosi quasi 3.000 posti letto in più. I primi giorni vi ricordo che non c'erano misure restrittive, c'era il problema di fare i tamponi, quindi avevamo pochi tamponi, pochi dati e quindi le proiezioni erano, come dire, molto a rialzo. Dopodiché sono stati introdotti dei correttivi a seguito delle misure di restrizione, del fatto che si è proceduto fin da subito a isolare il virus rincorrendo la malattia e in base a questi correttivi abbiamo ritarato il modello e il modello adesso ci dice che siamo in discesa. Vi ricordate quando tanti chiedevano qui dentro verso la metà di marzo, ma allora il 20 marzo è vero che c'è il picco? E noi abbiamo sempre detto no, sarà più avanti il picco. Era in base a quei modelli che ci dicevamo queste cose. E oggi ci dice il modello che c'è un calo, lo vedete da alcuni giorni, che continuerà questo calo e che con la fine di maggio, anzi con la fine di aprile avremo un'ulteriore riduzione importante dei ricoveri, però ci rimarranno dei casi anche per tutto il mese di maggio. Il percorso è asintotico, non voglio usare termini troppo tecnici, ma insomma si va verso lo zero ma in maniera dolce, quindi ci sarà un calo che continuerà, ma per azzerarlo ci vorrà ancora un po' di tempo. Ovviamente questo vuol dire che però siamo fuori dalla fase acuta e quindi poi dovremo ritararlo anche in base alla luce di quello che succederà. E se il governo questa sera decidesse, dico questa sera non perché c'è la conferenza stampa, decidesse di riaprire tutto fra 15 giorni, perché vi ricordo che poi le conseguenze delle azioni le vedi dai 10-15 giorni dopo, no? Perché il tempo di incubazione della malattia, dovesse riprendere, è del tutto evidente che quello che ho appena detto non vale più, nel senso che noi lo ritariamo in base a quello che viene deciso in termini di restrizioni. Non so se sono stato chiaro, se vi ho confuso ancora di più. Comunque dietro al modello ci sono 20 persone che ci lavorano, non è una cosa banale e risottolineo che leggevo sui giornali, anche autorevoli giornali, cioè il 20 marzo ci sarà il picco, invece è stato smentito dal nostro modello. Ed è quella cosa che si fa quando c'è un'emergenza, si cerca sempre di capire dove si sta andando, no, a parare, e per capire dove si sta andando a parare bisogna fare delle previsioni. Per fare delle previsioni il più, come dire, accurate possibile ci si dota di modelli, di basi di calcolo per avere uno strumento che sia il più non preciso, perché ci si basa sulle probabilità, però insomma che ti dia almeno delle indicazioni da un minimo a un massimo.